Progetto importante per le scuole, finanziato dal comune di Campoformido, insomma per i ragazzi tanta prevenzione e istruzione. Sì, noi riteniamo che sia fondamentale per un'amministrazione comunale dare tutti gli strumenti necessari perché i ragazzi crescano in modo sereno. Naturalmente la prevenzione fa parte dell'educazione dei ragazzi. Abitiamo in un ambiente ricco di corsi d'acqua, vicino al mare, vicino ai laghi e quindi visto le notizie di cronaca di cui i ragazzi spesso ne parlano anche a scuola, 3 anni fa abbiamo fatto partire questo corso di prevenzione degli incidenti in acqua e primo soccorso. Il corso ha ricevuto un notevole entusiasmo da parte dei ragazzi, tanto che dal primo anno sperimentale siamo già arrivati appunto al 3° anno e cerchiamo di migliorarlo continuamente. I ragazzi affrontano delle tematiche importanti come l'avvicinamento ad un bacino acquatico, come ci si deve comportare se una persona si vede in difficoltà, ma anche se vediamo che una persona magari sta male, quindi anche il primo soccorso con il BLSD. E questo riteniamo che mettere le basi ai ragazzi sia fondamentale per la loro istruzione futura. Progetto comunque che ha avuto l'unione delle forze anche di altre persone ed enti, ad esempio chi ricordiamo? Sì, questo progetto è stato attuato grazie alla collaborazione con l'Unione Nuoto Friuli che ha messo una parte e che si avvale della collaborazione dei tecnici della Lifeguard Academy. Sicuramente senza di loro e senza i nostri uffici comunali, che ringraziamo tutti, non sarebbe stato possibile effettuare il progetto. Allora, i motivi sono 3 fondamentalmente. Il primo perché i ragazzi affrontino l'acqua in maniera consapevole, conoscendone i rischi e quelli che sono gli atteggiamenti positivi nel eseguire alcune cose in acqua. L'altra è sapere cosa c'è dietro ogni loro atteggiamento. Un atteggiamento errato comporta un intervento di persone che devono comunque mettere a repentaglio anche la loro vita per poter poi intervenire in maniera adeguata. Quindi le difficoltà che sono dietro un'azione di salvamento, un'azione di recupero di una persona in acqua. E questo è quanto ci proponiamo attraverso anche la parte teorica con quindi il BLS, il massaggio cardiaco e la parte pratica che è quella che avete visto prima, che è quella della nuotata per il trasporto del compagno o della persona in difficoltà. Questo è quello che la società si propone. Quindi far conoscere ai ragazzi che l'acqua è bellissima, è una cosa meravigliosa, però va rispettata con atteggiamenti corretti. La nostra regione è bagnata dal mare con tanta spiaggia, ma non è solo sinonimo mare di pericolo, ma anche altre situazioni in regione. Sì, laghi, fiumi, tutto quello che concerne l'acqua, quindi gli ambienti dove è presente l'acqua. Fiumi e mari, i mari sono pericolosi per la loro conoscenza, per come si sono strutturati, ma ancora più pericolosi sono i fiumi e i laghi dove i ragazzi vanno a fare il bagno, acque fredde, quindi vortici e quant'altro che possono portare veramente in una situazione di difficoltà e di pericolo.